Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti e buona settimana, cari ragazzi. Ieri la Chiesa di Padova ha celebrato il suo patrono principale. Immediatamente vi verrà in mente Sant'Antonio, e invece no, perché il patrono principale della nostra diocesi è San Prosdocimo. Viene ricordato come il primo vescovo della nostra Chiesa locale. Di lui sappiamo pochissimo, anzi quasi nulla. La tradizione vuole che sia giunto in terra veneta dall'Oriente per portare il Vangelo e partendo da Aquileia abbia evangelizzato tutto il territorio del Veneto, fermandosi poi a Padova, di cui fu nominato vescovo, e qui morì. L'unica cosa certa è la sua tomba, che troviamo nella Basilica di Santa Giustina, quella grande basilica che trovate in Prato della Valle. Spero che qualcuno di voi sia già entrato in Santa Giustina. Scendendo nelle grotte, lì si trova un luogo veramente molto particolare, dove appunto è custodita la tomba di San Prosdocimo. Perché ricordare San Prosdocimo? Perché abbiamo bisogno di andare alle origini, alla fonte della nostra fede. San Prosdocimo è stato mandato in Veneto a portare il Vangelo probabilmente dalle prime comunità apostoliche. Si fa risalire un legame molto forte di lui con la comunità petrina, cioè fondata da San Pietro. È venuto a portare che cosa? È venuto a portare una parola di speranza, è venuto a portare una nuova modo di concepire la vita, secondo il Vangelo di Gesù, ricco di speranza, ricco di amore verso il prossimo. E soprattutto ha saputo tradurre quella sua parola in gesti concreti di carità, tanto che tante persone hanno iniziato a seguirlo e così è nata la nostra prima Chiesa. Andare alle fonti della fede significa domandarsi anche le ragioni del credere, impegnarsi a scoprire il senso profondo del nostro legame con Gesù. Celebrare San Prosdocimo significa dunque ricordare la bellezza della nostra Chiesa, del nostro essere Chiesa, comunità di cristiani, cioè di discepoli di Gesù. Non tutte le strutture, non tutti gli apparati, ma il nostro essenziale, il nostro credere che Gesù è morto e risorto per salvare ciascuno di noi. Ricordare San Prosdocimo significa anche pregare per questa Chiesa di Padova, che, come abbiamo detto anche nelle settimane precedenti, si sta impegnando nel Sinodo diocesano, un grande evento che coinvolge tantissime persone. Pensate, ci sono già 2100 cristiani che sul nostro territorio, nelle nostre comunità, stanno organizzando degli spazi di ascolto, anche di voi giovani, per capire quale Chiesa il Signore ci chiede di essere oggi, nel 2021 e nei prossimi anni. Significa anche pregare per il Vescovo Claudio, successore di San Prosdocimo, sentirlo vicino. Ricordiamoci che noi siamo la scuola del Vescovo e così con simpatia ricordare anche il suo impegno e la sua grande responsabilità. Oggi vogliamo anche mandare un augurio speciale al nostro rettore. Don Cesare compie gli anni. Vogliamo augurargli un buon compleanno e fargli sentire tutta la nostra gratitudine e la nostra stima. Con tutti questi sentimenti, allora, iniziamo questa nostra settimana. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.